Altamente tecnologico e sostenibile sono le caratteristiche fondamentali del nuovo stabilimento di Tecnosistemi SpA, azienda leader nella progettazione e produzione di accessori e componenti per il condizionamento, il ricambio dell'aria, la ventilazione e il fotovoltaico. Inaugurato a San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, il nuovo polo produttivo della società Benefit. Il secondo rappresenta un traguardo nella crescita tecnologica dell'azienda della famiglia Rigoni, da sempre orientata all'innovazione e all'introduzione di impianti di ultimissima generazione per realizzare un modello di fabbrica intelligente. Per noi è un traguardo importantissimo. Questo secondo polo logistico e produttivo rappresenta veramente una grande novità per noi. Giustamente abbiamo voluto essere anche un'azienda molto chiara e obiettiva per quanto riguarda il futuro di questo settore. Abbiamo creato un'azienda veramente modello veramente molto utile in questo settore, dove cerchiamo di operare assolutamente con tutti i macchinari 4.0. Nello stabilimento principale, il numero 1, noi abbiamo addirittura inserito anche un magazzino automatizzato con le baie di carico per lavoro, quindi siamo stati anche molto attenti alla tutela del nostro collaboratore. Infatti le baie di carica aiutano tantissimo nella produzione. Immaginate che da un magazzino automatizzato la scatola con i componenti arriva direttamente al banco lavoro. Qui in questo modo abbiamo eliminato tantissimi spostamenti di muletti e quindi abbiamo anche diminuito il rischio di incidenti da parte dei nostri operatori. Nuovi macchinari e tecnologie garantiscono un servizio di eccellenza, oltre che soluzioni tecniche all'avanguardia ed una produzione sempre più snella e veloce per andare incontro alle esigenze dei mercati. Sono state introdotte nuove tecnologie, penso a tutto il mondo per la lavorazione della lamiera, laser per soppieghe e puntatrici, ma c'è stata anche grande attenzione al mondo della sostenibilità con un progetto completamente nuovo che ha visto la luce in questo sito, in particolare lo stampaggio della gomma riciclata da pneumatico di automobile. Un progetto per noi molto ambizioso, ma figlio del salto che l'azienda ha fatto in chiave sostenibile. Qui abbiamo come materia prima una materia prima seconda, che sono appunto i pneumatici di automobile, macinati, ridotti a poltiglia. Utilizziamo poi dei nostri profili e realizziamo dei supporti per le pompe di calore e in generale per il mondo della climatizzazione legata all'installazione delle unità esterne. Lo stabilimento è stato progettato nel pieno rispetto dell'ecosistema. Si stima una significativa riduzione delle emissioni di CO2 entro la fine del 2025. Ma l'impegno di Tecnosistemi non si è fermato qui. Ispirati dalla volontà di creare un ecosistema cittadino, l'azienda ha sostenuto un interessante progetto di riqualificazione che ha portato alla nascita di un'area green nella zona industriale con 78 alberi e 600 arbusti messi a dimora. Un bosco urbano fiore all'occhiello del nuovo stabilimento. Nel 2022 abbiamo preso a cuore un prato incolto di fronte allo stabilimento dell'azienda principale, stabilimento numero 1. Questo era un parco incolto da parte chiaramente di proprietà comunale. Tecnosistemi lo ha adottato creando un bellissimo bosco dove abbiamo piantato circa 80 alberi e 600 arbusti. Questo bosco è veramente molto bello, dove anche alla notte si accendono delle luci colorate e fanno un gioco di colori veramente spettacolare. Direi che abbiamo preso a cuore questo giardino perché pensiamo molto all'ecologia, siamo molto attenti e abbiamo dato anche alla comunità un valore importante creando questo giardino che può essere a disposizione di tutti. Oggi Tecnosistemi è leader in Italia nel settore. Ha concluso il 2023 con un fatturato di 54 milioni di euro, in crescita del 34% negli ultimi 2 anni. Saper anticipare le esigenze del mercato e nuovi obiettivi da raggiungere. Lo facciamo con la tecnologia 4.0, quindi con la capacità di gestire le macchine da remoto. Lo facciamo con una rete vendita molto attenta e puntuale a comunicarci quelle che sono le esigenze e i fabbisogni del mercato. Tutto questo poi viene elaborato dai nostri ufficio tecnico e portato in produzione. In produzione dove tutta la tecnologia che abbiamo introdotto in questo plant, in particolare ci sono numerosi robot antropomorfi che si occupano di fare le attività a più basso valore aggiunto, ma c'è molta tecnologia. E che cosa è successo? Mi piace sempre raccontarlo. Non abbiamo mandato a casa nessuno perché sfatiamo il mito che l'automazione e la tecnologia e i robot prevedano
l'uscita delle persone dal reparto, anzi abbiamo alzato il livello e le competenze di tutte le persone. Le persone che lavorano oggi all'interno di Tecnosistemi sono persone che dal momento del loro ingresso, alla loro piena formazione, hanno raggiunto una maturità non solo dal punto di vista operativo, ma anche nell'utilizzo di tecnologie di software, di macchine, di sistemi e di controlli numerici degli impianti. Il mercato è obiettivamente in crescita, noi operiamo moltissimo nel settore del condizionamento, del ricambio dell'aria, della ventilazione e quindi è un settore molto attuale in questo momento. Il cambiamento climatico impone ormai a tutte le famiglie di utilizzare dei climatizzatori o delle ventilazioni dell'abitazione, quindi è un settore molto ricco che sta ancora crescendo notevolmente. Noi ci stiamo veramente sforzando molto, investendo tantissimo in opportunità nuove, in prodotti nuovi. La passione e la visione che porta a guardare sempre avanti, però con il valore della famiglia. Siamo io, mia moglie, due figlie di cui una lavora già in azienda. Siamo veramente un'azienda familiare, crediamo nel territorio, crediamo nella famiglia. Non abbiamo mai ceduto a tutte le proposte di grandi fondi di investimento che ci hanno contattato fino ad oggi, perché crediamo che questo settore, questa azienda possa andare avanti in futuro anche puntando sul Made in Italy, puntando sulle risorse italiane, puntando su una famiglia molto attenta al territorio. Senso di appartenenza e importanza della condivisione, i patrimoni fondamentali di Tecnosistemi.